Rieccoci in diretta alle Olimpiadi di Parigi, il nostro inviato Nane Bortolini. Bortoin, mi sente? Ma cosa sta facendo? Sono io alle nave per la nuova specialità veneta, il lancio del forcone, che sarebbe un Giave 8 ma con gli artigli. Lasci perdere, piuttosto che ci racconta da Parigi. Oh, prima roba se quei dell'Audi che aveva speso una montagna di skei in pubblicità. Perché dice così? Ciò che se i cerchi dell'Audi che se dappertutto la città. No, ma cosa ha capito? Quelli sono i cerchi olimpici. Ah, mi pareva strano. Comunque voglio raccontarti del presidente Macron. Ma vorrà dire Macron. Beh, è magro, ma non tanto. Comunque ha vinto lui. In che senso ha vinto lui, scusi? Ciò che ha fatto gareggiare gli atleti del triathlon sulla scena inquinata. La prossima volta faremo le Olimpiadi a Marghera davanti al petrochimico. Scusa. Beh, qui devo darle ragione. Però ci dica qualcosa della cerimonia d'apertura, le è piaciuta? Bellissima, che già le signorine un po' in sovrappeso gli ha detto però questa è l'ultima cena, dalla prossima ci mettiamo a dieta. Vabbè, e delle gare che ci racconta? Ciò, l'Italia è arrivata seconda al tiro al puteo. Ma vorrà dire tiro al piattello. Eh sì, perché in Veneto puteo piateo mi sono confuso. Ho però che sia una specialità nuova, dove che sia un campione veneto, che sia Tony Cirosi, che sia la 100 metri spritz. E in che cosa consisterebbe questa gara dei 100 metri spritz? Che i primi 50 metri bevi spritz e negli ultimi 50 metri vince chi che resta in piedi. Bordolin, guardi, con lei non ne veniamo fuori. Le ricordo che abbiamo vinto anche l'oro nella spada. Ciò che c'era D'Artagnan da che altra parte. Comunque l'Italia che ha perso sui fioretti perché già era fuori stagione. E perché fuori stagione? Perché i fioretti si fa a maggio, qua siamo in agosto, scusa No, lei è un disastro ambulante. Ah, scusa, dimmi una curiosità, ma perché gare di judo e fa a notte fonda? Beh, a me non sembra. Ma sì, che tutti quanti di pigiama, anzi, i gas a misura perché se non così a cintura e il pigiama che casca e resti mutande. Vabbè, adesso io, guardi, la lascio, ci dica un'ultima cosa sul pugilato. L'italiana che ha perso con un algerino. No, era un'algerina quella. Sì, ma teneva che i castagne che neanche Tyson le tirava compagni. Beh, guardi Nane, io a questo punto chiudo il collegamento. Meglio se assa che devo prepararmi per questa specialità del lancio del forcone. Occhio, tirati via. Occhio che tiro. Ah! Disgraziato, ti ha sfondato la vetrata.